Buongiorno, col sindaco Michele Domeneghetti di Corbola. Anche al sindaco di Corbola chiediamo com'è la situazione in questo momento qua per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Buongiorno Leandro. La situazione prosegue con le dovute cautele. Diciamo che rispetto a 2 settimane fa, quando è arrivata notizia dei 2 contagi, diciamo che abbiamo tirato un sospiro di sollievo, perché tutti coloro che sono stati messi in quarantena nelle ultime 2 settimane hanno compiuto il loro periodo di isolamento senza sintomi e senza segni di contagio. Rimangono attualmente i 2 casi segnalati, i 2 casi di positività riscontrati, e anche loro uno di loro sta uscendo dalla quarantena e dall'isolamento, e a breve, fra qualche giorno, rientrerà nella normalità del suo quotidiano, mentre il primo caso, è attualmente ancora ricoverato, ma in una situazione stabile, ecco, almeno come ci dicono i dottori. Avendo voi una casa di riposo importante, ha delle criticità in questo momento? Al momento, se parliamo di criticità relative a contagi, no, fortunatamente no. Non abbiamo casi di contagio interni. Le misure messe in campo da subito sono state molto drastiche e molto incisive, cioè abbiamo chiuso completamente l'accesso dei parenti e di tutti coloro che non sono addetti ai lavori alla struttura, nelle 3 strutture di Corbola, Ariano e Taglio di Po, sto parlando del Ciasso in questo caso, e gli operatori, a loro sono stati dati tutti i presidi necessari per poter garantire l'operatività in sicurezza, sia per loro che per gli ospiti. Quindi incrociamo le dita e speriamo che questo momento di tensione, questo momento di attenzione possa rimanere soltanto tale e non si possa sviluppare, come è stato e come ho sentito in questi ultimi giorni essere capitato in qualche altra struttura dell'Alto Polesine. A proposito di presidi, mascherine sono a disposizione della popolazione o siete anche voi sprovvisti e state aspettando le famose mascherine che ha promesso il governatore? Allora, la carenza è generalizzata. Per molto tempo abbiamo avuto problemi di approvvigionamento, tant'è che, lo voglio dire, ci stiamo approvvigionando anche con mezzi messi a disposizione da aziendine locali. Tutto questo, non c'è stato mai una carenza interna alla struttura, perché ci siamo adoperati da subito. La difficoltà di reperimento c'è stata. Speriamo, da quanto ha enunciato il governatore, che arrivino i quantitativi promessi anche alla popolazione. Appena avremo notizia, appena avremo riscontro di questa consegna da parte della regione delle mascherine, faremo in modo di attivare i canali necessari per distribuirle. Fino a che non avremo il pacco in casa, sono cauto e non voglio distribuire, notizie che poi non si riuscirà o non si riesce ad esaudire. Ecco. La considerazione personale è sempre legata al rispetto delle normative e delle regole che ci hanno detto e ci hanno dato gli enti preposti, cioè quello di non uscire di casa. Mi rendo conto che la tensione sta crescendo e mi rendo conto che l'agitazione porta anche un po' di nervosismo generalizzato. Però, come dicevo prima, è una lotta di nervi, dobbiamo tenere duro ed essere consapevoli che questa situazione ci sta mettendo veramente alla prova. Adesso è soltanto la difficoltà di modificare le nostre abitudini. Man mano che si andrà avanti, ed è doveroso dirlo, sarà un problema anche la stanchezza di tener duro. Ci troveremo di fronte anche a qualche necessità legata alle economie familiari e ci troveremo di fronte anche a tante altre necessità che via via verranno avanti per via di questo prolungato isolamento e prolungato stato di allerta. Io faccio affidamento al buonsenso e all'intelligenza di tutti noi perché si possa capire
questa situazione e si possa in un certo senso autoarginare. Gli sfoghi personali al telefono, come mi capita di averne anche con i cittadini, mi rendo conto siano esasperati, però devono essere messi all'interno di quell'alveo che è la comprensione dello stato generale. E quindi cautela, calma, siamo tutti nella stessa barca, non pensiamo che coloro che sono sopra di noi siano stati avvertiti prima, ci troviamo di fronte ad una situazione da dominare che giorno per giorno evolve e diventa sempre più stringente. Non dobbiamo perdere la calma, dobbiamo avere il polso duro per tenere il volante dritto e non andare giù di strada. Questa è la lotta di nervi a cui mi riferisco. Ragazzi, la cosa è seria. Sindaco, la ringrazio, è stato gentilissimo, il sindaco Michele Domeneghetti di Corbola, e come abbiamo detto a tutti i suoi colleghi, buon lavoro e grazie di tutto. Grazie Leandro, a voi.